Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Ancora bufera sulla sanità di Trapani, verifiche sugli incarichi e sui provvedimenti firmati da Ferdinando Croce. Schifani ha rimosso il manager, ma Fratelli d'Italia continua a difenderlo. Ma la sanità nel catanese, l'accusa di un medico di base alle strutture pubbliche. Un mio assistito dice dopo oltre 5 ore di attesa al pronto soccorso, radiografie e visita ortopedica per una frattura non ha avuto né il certificato di malattia né le prescrizioni di cura. Ristorante asiatico da incubo a Catania, latte conservato nei bidoni dei detersivi, cibo di dubbia provenienza e sporcizia ovunque. Universalis, solo la CGIL non sottoscrive l'accordo sulla transizione green proposto dal ministro Urso. A Catania, congresso della CISL, Attanasio confermato segretario provinciale. Da Ragusa i dati dell'occupazione in crescita, ma le donne chiedono più tutele. Messina col pollice verde nasce una piattaforma digitale attraverso la quale i cittadini possono conoscere e anche segnalare gli alberi a rischio. Calcio Serie C, tra poco il Trapani, Catania-Trapani, il derby, la partita in diretta in chiaro su Telecolor nell'anticipo. Il Messina batte l'Altamura per 3-1 e tiene vive le speranze salvezza. In Serie B il Palermo contro la Salernitana per agganciare il treno playoff. Record catanese nel canottaggio paralimpico, Carmelo Barcella si impone agli Open di Roma stabilendo il primato mondiale sulla distanza di 2000 metri indoor e quello italiano nei 500 metri. Ancora buongiorno, è ancora in corso l'ispezione ministeriale all'ASP di Trapani per lo scandalo dei referti istologici in ritardo e nonostante il manager sia stato sospeso nel mirino i suoi ultimi provvedimenti. Ci spiega tutto Manlio Viola. L'assessorato regionale alla salute passerà al vaglio la legittimità di tutti i provvedimenti firmati dal manager dell'ASP di Trapani Ferdinando Croce nelle ultime ore del suo incarico antecedenti la notifica della sospensione e l'avvio della procedura di decadenza. Si tratta di una dozzina di incarichi di primariato e di ben 2 concorsi banditi nelle ore in cui era ormai chiaro che sarebbe scattato il provvedimento di sospensione. Non basta, al vaglio andranno anche altre delibere assunte nelle settimane trascorse da quando è esploso lo scandalo a quando la regione ha deciso di adottare il provvedimento. La vicenda è quella dei 3.308 referti istologici in ritardo, 206 dei quali riportanti diagnosi di tumore. Uno scandalo per il quale Schifani ha chiesto scusa e ora sottolinea come invece non lo abbia fatto Croce. La relazione degli ispettori regionali parla di gravi carenze gestionali proprio da parte di Croce. La prima relazione degli ispettori ministeriali, sulla quale contava il manager, va nella medesima direzione, anche se l'ispezione è ancora in corso. Ma Fratelli d'Italia continua a difendere il manager. Al punto il deputato trapanese Giuseppe Bica sostiene che Croce ha fatto bene il suo lavoro all'ASP. Un fatto è certo che lui si è attivato quando è venuto a conoscenza del tema, ha coinvolto anche esponenti dell'assessorato regionale, quindi ci sarebbe da comprendere meglio quali e quanti sono le sue responsabilità. Non è un caso che Croce, nel momento in cui subisce questo procedimento, tiene duro, diciamo, nel senso che sostiene che lui ha agito correttamente e bene e che addirittura preannuncia che molto probabilmente effettuerà un ricorso, quantomeno difenderà quella che sarà la sua posizione. Da Roma però rimbalzano notizie sull'ispezione ministeriale non favorevoli al manager, così come trapela l'umore del ministro Schillaci che non ha preso bene la brutta figura fatta al Question Time su questa vicenda per effetto di un'informativa parziale arrivata proprio da Trapani. E nel catanese la denuncia di Vincenzo Piso, un medico di medicina generale che punta il dito contro gli operatori di strutture sanitarie e private. Lamenterebbe omissioni e normative violate con gravi ipotesi di reato. Il servizio di Tonino De Mano. Medici di medicina generale tartassati dalla burocrazia da tempo e ogni giorno si aggiunge qualcosa di nuovo ed è come sparare sulla Croce Rossa.
Usa toni forti Vincenzo Piso, uno dei tanti medici catanesi in trincea, alle prese con aggressioni, burocrazia e normative che a volte non sembrano siano rispettate a dovere da parte di strutture pubbliche e private. È il caso di un paziente di Aci Catena che si era recato in ospedale per la frattura di 2 dita del piede. Dopo oltre 5 ore d'attesa, radiografie e visita ortopedica, il malcapitato è stato invitato a recarsi dal medico curante per il rilascio del certificato telematico di malattia INPS e per la prescrizione della terapia da seguire. Gli viene assegnata una prognosi di 30 giorni e viene dimesso. Qual è il problema? Qui viene fuori una grave omissione che in realtà poi è una prassi ormai diventata, un'omissione di norme nazionali, di norme regionali e di norme del codice deontologico. Lei che comunque non aveva visitato il paziente? Ovviamente no, infatti la certificazione proprio per norma di legge è a carico del medico che visita il paziente, quindi il medico che visita il paziente deve fare una diagnosi, deve dare una prognosi e deve dare la terapia. Secondo Piso si configurano almeno 3 reati. L'omissione del rilascio della certificazione di malattia con certificato telematico per il paziente, l'omissione della prescrizione della terapia o dell'assegnazione dei farmaci e l'istigazione a commettere un reato di falso in sostanza per quanto riguarda il medico di medicina generale. A Catania, Sigilli è un ristorante asiatico che aveva gravissime carenze igienico-sanitarie. Una task force coordinata dalla polizia ha rinvenuto latte conservato nei contenitori del detersivo ed è solo una delle omissioni. Il titolare, pensate, e i dipendenti dormivano nel sottotetto dell'attività a terra e in letti di fortuna. Il servizio di Eva Spampinato. Quando la task force coordinata dalla polizia è entrata in questo ristorante di cucina asiatica nel centro storico di Catania, la scena che si è presentata ai loro occhi non ha lasciato dubbi sulla totale assenza di requisiti igienico-sanitari necessari per lavorare. E infatti all'interno del locale, vicino al mercato di Piazza Carlo Alberto, hanno trovato 100 litri di latte conservato in 5 grandi contenitori di detersivi per le pulizie, 36 kg di prodotti non tracciati, gravi carenze igienico-sanitarie, diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e l'impianto elettrico carente di manutenzione. Il titolare e i dipendenti dormivano nel sottotetto dell'attività, a terra e in letti di fortuna. Per le violazioni e le irregolarità riscontrate, il locale è stato chiuso e multato per 21.000 euro. Oltre all'assenza delle procedure HACCP, la mancanza di spogliatoi per i dipendenti e dei requisiti minimi strutturali, non è stato possibile risalire all'esatta provenienza di carne, preparati di carne, pesce già cotti, perché mancavano i documenti di tracciabilità. Gli alimenti sono stati distrutti e sul ristorante apposti i sigilli. L'attività non potrà riprendere fino al ripristino delle condizioni prescritte dai medici dell'ASP. Incredibile. Adesso parliamo di periferie abbandonate, parliamo dello Sperone di Palermo che annaspa tra disagi sociali, spaccio di droga e disoccupazione. Pensate, non c'è neppure nel quartiere un asilo pubblico. Siamo andati nel rione palermitano e abbiamo sentito i residenti con Marco Gulla. Periferie abbandonate come il titolo di una serie TV, anche se qui è tutto reale. Sperone di Palermo, nonostante lo sforzo di cittadini e istituzioni locali, il quartiere continua ad annaspare tra disagi, povertà, spaccio di droga e mancanza di servizi fondamentali, come un asilo pubblico. Non ci sono cittadini né di serie A né di serie B, siamo tutti uguali, quindi non è giusto abbandonare un quartiere come questo. Se mio figlio vuole uscire e fare una passeggiata qui, non ha uno spazio verde per giocare, comunque dobbiamo allontanarci con la macchina. Qui non abbiamo neanche un parco giochi, una cosa dove i ragazzi si possono riunire a giocare.
Allo Sperone manca un asilo nido pubblico da oltre 40 anni. Le mamme sono costrette a rimanere a casa e a non poter lavorare perché non possono pagare un asilo privato. Abbiamo sperato vedendo mettere i pilastri, abbiamo creduto, i fondi PNRR sarebbero una certezza, eppure anche qui diventano un dubbio, una realtà forse impossibile per questo luogo, non si capisce perché. E se mancano anche aree ricreative e parchi, non manca invece lo smercio di droga, soprattutto di crack. E allora le strade che portano all'inferno, con accesso direttamente dallo Sperone, sono infinite. Magari ci sono certe volte in cui sei assistito, senti le istituzioni presenti, e poi momenti in cui proprio cade tutto. Ma i ragazzi hanno bisogno di stare per strada, non davanti al telefonino tutta la giornata, e non hanno spazi in cui poter stare insieme. Adesso apriamo la pagina del lavoro e della cronaca sindacale all'indomani della visita del ministro Urso a Siracusa. La CGIL, unico sindacato a non aver firmato il protocollo con il Ministero, ribadisce i dubbi sul futuro del petrolchimico di Priolo. Il servizio è di Francesco Aloi. Sul futuro del petrolchimico di Priolo il ministro Urso a Siracusa ha rassicurato tutti, tranne la CGIL, l'unico sindacato che non ha ancora firmato il protocollo d'intesa per la transizione green. Con questo piano si dismette l'impegno dell'intero sistema paese italiano rispetto alla chimica di base, che è invece strategica per l'intero apparato industriale del nostro paese. E poi se guardiamo in concreto gli effetti che questo piano avrà soprattutto in Sicilia e soprattutto a Siracusa, è un effetto deleterio. Per la CGIL quindi nessuna certezza su cosa ne sarà del petrolchimico tra i più grandi d'Europa. Il titolare delle imprese nella sede di Confindustria ha detto che sul tavolo ci sono 2 miliardi di euro che garantiranno tutela di lavoro e ambiente. È vero che c'è un investimento di 2 miliardi di euro, ma rispetto a tutto il perimetro Eni del nostro paese, in Sicilia vengono investiti poco più di 800 milioni di euro che non vengono territorializzati, e quindi noi non sappiamo quando verrà investito a Siracusa e quando verrà investito a Ragusa. E se Urso ha garantito la massima attenzione anche sull'indotto? Ma già oggi le associazioni datoriali ci dicono che hanno dovuto ridurre, che stanno riducendo la forza lavoro nell'indotto, pensiamo a partire dal settore dei trasporti. La CISL di Catania invece si è riunita in congresso, ha confermato il segretario provinciale Maurizio Attanasio. Focus del sindacato, la sicurezza sul lavoro. Giusy Lazzara. Una riconferma per Maurizio Attanasio alla guida della CISL di Catania. Il congresso territoriale segna un momento di confronto sui progetti già avviati e su quelli da mettere in cantiere per i prossimi 4 anni. Una linea che ha una chiara visione di quello che è la nostra provincia, lo sviluppo, la coesione, i diritti delle persone, i diritti dei disabili, i diritti delle persone anziane, il tema della salute, il tema delle infrastrutture, dei trasporti, il tema del lavoro, dello sfruttamento. È al centro di tutto il lavoro, quello sicuro, quello da opportunità, con le nuove tecnologie ed è inclusivo anche per chi ha una disabilità. Riconfermata anche la segreteria. A Catania sono oltre 65.000 gli iscritti alla CISL, un impegno per il sindacato che si batte anche per un aumento dei salari che vede l'Italia il paese europeo con minori incrementi. E non sono mancati distinguo dagli altri sindacati sulle politiche del lavoro che non si affrontano, dice la CISL, con il referendum. E in provincia di Ragusa, nell'ultimo trimestre del 2024, si è registrata una crescita dell'occupazione con numeri positivi certamente, ma le donne, le mamme, restano indietro molto spesso. Ci spiega perché Veronica Barbarin. Occupazione in crescita in provincia di Ragusa, mezzo punto percentuale secondo l'Istat nell'ultimo trimestre dello scorso anno. Un dato positivo che vede anche l'aumento del lavoro stabile del più 1,8% e un calo dei contratti a termine.
L'area Eblea quindi, rispetto al resto delle province siciliane, si piazza sul podio per incremento medio, ma pur in presenza di una diminuzione del numero dei disoccupati, vede la risalita degli inattivi, più 2,5%, con un aumento più forte tra le donne e i giovani. Altri dati da sottolineare in area Eblea sono quelli che hanno a che vedere con il lavoro femminile e le mamme, che spesso lavorano part-time. Lavoro part-time in un centro estetico e riesco con i miei turni a conciliare la famiglia e il lavoro, per fortuna, e quindi sono molto contenta di questo perché riesco anche a realizzare me stessa. Ho 2 bimbe, certo lavorare sicuramente, conciliare il tutto non sarà semplice, però al momento sono a casa e in attesa insomma di trovare anche un lavoro part-time che non sarebbe male. È difficile comunque conciliare lavoro e bambino, anche se comunque io faccio mezza giornata, quindi la mattina lavoro e lui va al nido. Secondo molte donne servirebbero più occupazione stabile, più welfare, più parità salariale, un piano per gli asili nidi e un incentivo per il lavoro femminile. Adesso ci spostiamo a Messina, dove l'attenzione è puntata sugli alberi, soprattutto quelli pericolanti o a rischio. Così nasce una nuova piattaforma digitale attraverso la quale i cittadini possono conoscere e anche segnalare gli alberi a rischio. Ci racconta tutto Francesco Triolo. A Messina nasce una piattaforma digitale per scoprire quanti alberi ci sono in una piazza o in una via, di che tipo sono, con quale età e qual è il loro stato di salute. Un gestionale che attualmente utilizza la Messina Servizi, titolare della manutenzione del verde pubblico, ma che da aprile verrà messa a disposizione dei cittadini, che così potranno segnalare anche, ad esempio, la pericolosità di un albero danneggiato dal maltempo piuttosto che da un'altra causa. Una piattaforma accessibile a tutti i cittadini, all'interno della quale è stato riportato il censimento delle alberature che Messina Servizi ha effettuato. Questo è un modulo del gestionale che utilizziamo noi per le attività che portiamo avanti giornalmente col contratto di servizio. Ogni cittadino all'interno di questo gestionale potrà consultare singolarmente, potrà avere la mappa di tutte le alberature presenti in città. Un tema sentito e d'attualità soprattutto negli ultimi giorni, caratterizzati dal maltempo. Sono diversi infatti gli alberi danneggiati dal vento e dalla pioggia. Dal 2021, quando è iniziato il monitoraggio in città, sono state abbattute 392 alberature e piantumate 1127 nuove piante, più le oltre 1.500 di Foresta Me. Una delle zone più a rischio è quella della circonvallazione, dove ci sono 495 alberi e 4 milioni di euro a disposizione per un monitoraggio in corso con Forestale Sovrintendenza. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa dopo un'ampia pagina di sport. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia. Apriamo la pagina dello sport, il calcio. Oggi è il giorno del derby Trapani-Catania. Allo stadio provinciale si ritrovano due squadre motivatissime. Da una parte la voglia di riscatto dei Granata, dall'altro il desiderio dei rossazzurri di centrare il miglior piazzamento in zona playoff. Per le ultime sentiamo Marco Carli. Buongiorno, bentrovati dallo stadio provinciale di Trapani, dove fra poco andrà in scena il derby fra Trapani e Catania, in un momento particolare per la storia della società Granata, che compie 120 anni. Ma è un derby importante per la classifica, perché i rossazzurri arrivano da 7 risultati utili consecutivi, i Granata invece da 5 sconfitte consecutive. Ci sarà anche Pelligra al campo. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico-tattico, nel Catania ci sarà la possibilità di vedere un impiego più ampio da parte di Tacchio, e poi sarà centrale come al solito Lunetta, impiegabile sì da trequartista ma anche da falso 9. Possibile un cambio di sistema tattico per quanto riguarda invece il Trapani. Noi vi ricordiamo l'appuntamento con Telecolor a partire dalle ore 14, un lungo prepartita e poi il commento della gara e infine le interviste, 4 ore live. Intanto la linea può tornare allo studio. E restiamo in Serie C, perché dopo le vittorie contro il Giuliano e l'Altamura, il Messina è ancora in corsa per lo spareggio salvezza. Ci racconta tutto Sergio Colosi.
Il Messina, cinico e disperato, raccoglie 7 punti in 4 giornate, 6 nelle ultime 2, realizzando complessivamente 9 reti. Sono i numeri di una squadra per nulla rassegnata alla retrocessione, prima ancora del possibile fallimento societario. A quest'ultima ad oggi non sembrano esserci segnali contrari. Consiste e Sciotto spariti dalla scena, irrintracciabile il primo e infastidito il secondo. Dopo Giuliano il Messina continua a lanciare segnali di vita e batte anche l'Altamura. Tecnico e squadra provano a stimolare una società fantasma, fin qui per nulla interessata a trattative di cessione, salvo lasciare buchi nei pagamenti e penalizzazioni. Sul campo il Messina vive il momento migliore della stagione. 3 gol all'Altamura con Luciani bomber ritrovato, che costringe alla seconda panchina consecutiva i più esperti De Sena e Costantino. Crimi, Buchel e Petrucci è un trio di centrocampo che assicura dinamismo e giocate di qualità, come nel caso del raddoppio dell'ex Brindisi. Le parate di Krapicas, compreso il rigore di Leonetti, non hanno mai riaperto la partita e, come spesso accade per il pomeriggio perfetto, c'è voluta anche una buona dose di fortuna sui pali colpiti da Ganfornina e Rizzo. Adesso in Serie B, oggi pomeriggio alle 17:15 il Palermo sarà impegnato allo stadio Arechi contro la Salernitana. Dionisi perde Verre e Di Francesco. Dubbi a centrocampo e sulla tre quarti il servizio di Marco Gullà. All'Arechi il Palermo in 20 confronti ha vinto solamente 3 volte, una sorta di tabù, la sfida esterna con la Salernitana. Oggi pomeriggio alle 17:15 la formazione siciliana va a caccia della vittoria dopo 2 settimane decisamente turbolente. Dal virtuale esonero di Dionisi alla riconferma per mancanza di alternative. Nel calcio non succede spesso, eppure l'allenatore rosanero è rimasto aggrappato come un naufrago ad una zattera nonostante le acque agitate. Rosanero che vogliono riagganciare la zona playoff. Andiamo alla partita. Le assenze di Verre per squalifica e di Francesco per infortunio costringono Dionisi a ridisegnare la formazione per una delle partite più delicate della stagione. Sulla sinistra ovviamente ci sarà Lund, Pierozzi sulla destra. Al posto di Verre potrebbe giocare Insigne, ma c'è anche la possibilità di poter vedere Ranocchia più avanzato rispetto alla sua posizione abituale. Brunori e Poyampalo proveranno a scardinare la retroguardia campana. Salernitana in crisi rischia la retrocessione diretta. Mancano 8 partite. Quella di oggi è una gara fondamentale per entrambe le squadre. Rosanera ad un punto dalla zona playoff. Il Bari, che occupa l'ultimo posto utile, giocherà alle 15 a Carrara. È già tempo di guardare anche i risultati delle dirette concorrenti. Adesso cambiamo sport, ci occupiamo di canottaggio. Carmelo Barcella, campione paralimpico catanese, si impone agli Open di Roma stabilendo il record mondiale sulla distanza dei 2000 metri indoor e il record italiano nei 500 metri. Il servizio di Orazio Longo. 12:21:01, nuovo record mondiale di canottaggio nei 2000 metri lo ha stabilito Carmelo Barcella, campione paralimpico catanese dell'Associazione Sportiva Irid Onlus Catania durante il Championship Italy Open di canottaggio indoor, una sorta di campionato mondiale paralimpico svoltosi a Roma al Foro Italico. Barcella, tesserato per la Rowing Team, ha replicato per la terza volta consecutiva il primato mondiale nella categoria PR1 e si è imposto anche nei 500 metri, stabilendo il nuovo record italiano. Ho pensato come il film Over the Top, mi sono girato il cappellino, ho acceso la mia forza fisica e mentale e ho ottenuto questo record del mondo davanti a un pubblico numerosissimo che ci acclamava e ci applaudiva. È stato davvero bello. Dopo i successi romani, Barcella è già tornato ad allenarsi per i prossimi impegni sportivi. Adesso mi sto preparando per la gara dei 30 minuti, è una gara molto dura perché è una gara temporale e non bisogna mai mollare. Complimenti a Carmelo Barcella, questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ricordiamo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di domenica a tutti.